È capitato ciò che si temeva. Un insegnante della scuola dell'infanzia, in questo caso Angeli Custodi di Mussolente, è risultata positiva al coronavirus ed è in isolamento già da qualche giorno. Il risultato del tampone è giunto poche ore fa. Il servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 7 Pedemontana è subito intervenuto individuando i contatti stretti. Si tratta dei 6 bambini appartenenti al gruppo didattico seguito dall'insegnante che già dalla giornata di giovedì sono rimasti a casa a scopo precauzionale sottoposti al tampone. Anche in caso di esito negativo per loro è previsto l'isolamento fiduciario per 14 giorni. Il sindaco deve rimanere coordinato con la scuola, deve rimanere coordinato col dipartimento e deve far sì che questo, come in questo caso, non diventi un focolaio e che quindi poi si debba chiudere, in accordo evidentemente con la dirigenza e con la presidenza della scuola stessa, si debba chiudere o pensare di chiudere eventualmente la scuola. Gli altri insegnanti e i genitori presenti all'inserimento scolastico nelle giornate di lunedì e martedì non saranno posti in isolamento, avendo rispettato le misure sul distanziamento, sull'utilizzo dei dispositivi di protezione, ma sono in ogni caso sottoposti a tampone a scopo precauzionale. Si tratta di una ventina di bimbi in tutto. I bambini seguiti invece dall'insegnante nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 settembre non rientrano nelle 48 ore precedenti il riscontro della positività, pertanto non sono stati posti in isolamento, ma saranno comunque sottoposti a tampone.